Basta cinghiali! Basta lupi! Basta cinghiali! Un'invasione pacifica di magliette gialle per dire basta alla proliferazione incontrollata della fauna selvatica. Un'invasione, quella degli agricoltori di Coldiretti, che da tutte le province del Veneto si sono dati appuntamento nel piazzale ex MOF di Mestre davanti al palazzo che ospita gli uffici della regione. A preoccupare il numero di cinghiali che continua a salire nei colli euganei. Cinghiale che presente ormai in questi areali da 25 anni determina grossi danni alle coltivazioni, alle produzioni, determina anche problematiche nella sicurezza, notevoli sono gli incidenti stradali e ahimè è anche un vettore della peste suina e tutto questo crea un disagio generale e collettivo che perdura da troppi anni. Ricordiamo anche che questo territorio 25 giorni fa è stato insignito della biosfera MAB UNESCO, per cui un territorio che ha delle potenzialità di crescita importantissime dal punto di vista territoriale e turistico ed è per questo che noi oggi siamo qui a portare la nostra voce per tutelare in maniera importante questo areale che è una bellezza esclusiva della nostra provincia di Padova. Ai cinghiali si aggiunge il tarlo delle nutrie che danneggiano i campi e rendono frogli gli argini, come spiega questo agricoltore di Santa Caterina d'Este. È una zona, un paese più che un paese, una zona piena di canali, perciò le nutrie sono moltissime e il problema grande nostro, oltre che mangiarci il raccolto, è che mettono in pericolo la cosa dei canali, la sicurezza del canale stesso. Ecco, quando abbiamo un'emergenza d'acqua, queste bombe d'acqua che arrivano e il canale non riesce più a portare le quantità di una volta perché quando che arriva a poco più di metà di capienza si devono chiudere tutte le pompe, le idrovore, perché tutti gli argini sono forati, sono distrutti dalle nutrie.